Rieccoci per la seconda parte della nostra trasmissione. Ovviamente parliamo ancora del presidio del corteo per la Palestina avvenuto ieri in città, tantissime le persone presenti, migliaia in piazza e anche tantissimi giovani. E proprio il focus sui giovani vogliamo fare questa sera, vista la presenza mai così numerosa di giovani e giovanissimi che sono stati appunto presenti alla manifestazione. Va detto tutto in modo molto pacifico e tranquillo. Con noi ovviamente due esponenti giovani, non poteva essere altrettanto, giustamente. Abbiamo con noi Samuel Postiglione della rete degli studenti medi Trieste. Ciao Samuel. Ciao, buongiorno, Ed, buonasera. ed Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Ciao Ciao Enrico. a tutte e tutti, buonasera, ciao Samuel. Entrambi presenti ovviamente ieri alla manifestazione. Samuel, tantissimi gli studenti, ovviamente tanti studenti hanno fatto sciopero anche da scuole e sono venuti scesi in corteo, per cui il primo dato è che hanno scioperato, ma non è che sono andati a casa, ma hanno fatto il loro, tra virgolette, dovere e sono venuti poi alla manifestazione. Sì, no, esatto, infatti da questo punto di vista siamo molto contenti e abbiamo visto un sacco di giovani, i nostri coetanei, che frequentano le scuole superiori durante la manifestazione e per questo sono anche un po' fiero della nostra generazione, nonostante appunto lo sciopero in realtà fosse indirizzato solo ai lavoratori, quindi molto positivo il fatto che anche tantissimi studenti e studentesse abbiano partecipato. Pensavi a una partecipazione così cospicua di giovani o ti ha stupito? Mi ha stupito il grande numero, sicuramente diciamo, mi aspettavo che ci sarebbero stati diversi giovani, però devo essere sincero, ho visto davvero tante persone, studenti delle superiori in piazza e questa cosa mi ha davvero rallegrato. Enrico, non c'erano bandiere presenti, di partito presenti alla manifestazione? Una scelta secondo te giusta, coerente o secondo te sarebbero potute anche essere sventolate? Io ne ho visto un paio, devo essere sincero, noi del Movimento 5 Stelle non ce la siamo sentiti di tirare fuori le bandiere di partito, ma più che altro un po' per rispetto della piazza e per non voler politicizzare la piazza. Detto ciò, io credo che i partiti abbiano un ruolo fondamentale anche sulla questione palestinese, perché i partiti che fanno parte delle istituzioni hanno il dovere di presentare delle istanze al fine, in questo caso magari di riconoscere lo Stato palestinese, al fine di interrompere i rapporti tra il Friuli Venezia Giulia e Israele, come tra l'altro si stiamo lavorando noi in Consiglio regionale. E detto ciò, io però comunque me la sono sentita anche in quell'occasione di fare un intervento anche a nome del Movimento 5 Stelle. Ho preso anch'io delle contestazioni, ma ci sta perché è una piazza dove erano presenti diverse sensibilità, sia quelle un po' più moderate che magari quelle un po' più radicali. Però io penso anche che sia giusto che i partiti non debbano politicizzare o più che altro monopolizzare anche questo tipo di manifestazioni, perché devo essere sincero, vedere alla fine praticamente solo le bandiere della Palestina è stato molto molto bello, e si vedevano cartelli con messaggi, scritte, come ha detto Samuel, anche era pieno di studenti, hai detto anche tu, quindi era proprio un bel momento. E quindi anche poi dopo durante il corteo so che ci sono stati poi anche magari delle situazioni un po' spiacevoli, però ciò non toglie che c'è stata veramente una presenza pacifica di tante migliaia di persone, soprattutto anche tanti giovani. Enrico, no, spesso anche nei giovani a voto uno dei temi ricorrenti dei confronti è la questione della scarsa partecipazione alla politica dei giovani, che ovviamente anche della partecipazione attiva e dell'iscrizione ai movimenti giovanili, che riguarda di fatto entrambi gli schieramenti, dalla destra alla sinistra, perché questa criticità riguarda un po' tutti. Ecco, ciò che è successo ieri può essere un motivo di ripartenza anche di fiducia rispetto al nuovo interesse dei giovani per la politica, o il tema della Palestina è un tema tale che portare i giovani e rimane là ed è staccato dal secondo tema? Allora, sicuramente è un tema che è forse uno dei pochi temi che riesce veramente a interessare i giovani in questa fase storica, ma è anche vero che può essere un tramite perché attraverso questo tema, che come dicevo prima c'è anche una responsabilità sul piano politico, sulla questione palestinese, forse appunto i giovani possono anche iniziare a capire come funzionano le istituzioni, come funziona una forza politica e magari volere anche mettersi in gioco e cercare di influenzare un po' il corso della storia anche a livello partitico e anche a livello di istituzioni. Quindi secondo me sicuramente queste iniziative
e quindi anche la presenza delle forze politiche, magari come dicevo prima, senza monopolizzare, ma pur essendo presenti a queste manifestazioni, può avvicinare forse ancora una volta, dopo tanto tempo, i giovani a riscoprire alla fine che tantissime scelte, tantissime veramente il corso della storia si fa anche dentro le istituzioni e non solo fuori. E per fare questo, che sia un bene o un male, ci sono necessarie anche le forze politiche e quindi forse queste occasioni possono veramente giovare all'intero nostro sistema democratico. Ecco Sam, rispetto alla grande partecipazione dei giovani e giovanissimi al corteo di ieri, ecco, qual è stato il ruolo della rete studenti medi nel convincere i giovani a partecipare, anche nel sensibilizzare i giovani su questo tema, o secondo te non è stato necessario perché da soli i giovani sono venuti? Ma allora, diciamo, devo essere sincero, c'è stato un po' di ritardo nel toccare il tema della Palestina. Tuttavia, noi ieri mattina, prima della manifestazione, alle ore 7, tre quarti, 8, eravamo fuori dalla sede centrale in piazza Oberdan del liceo Carducci Dante a fare un'azione in cui abbiamo, diciamo, esposto lo striscione che poi abbiamo portato in piazza e alcuni cartelloni a cui in realtà gli studenti hanno mostrato anche diciamo un'opinione positiva per quello che stavamo facendo, anche perché alle ore 8, quando di solito i cancelli, diciamo, delle scuole si chiudono, perlomeno del Carducci Dante, praticamente nessun studente era entrato a scuola. Tra l'altro è stato necessario l'arrivo della dirigente a invitare gli studenti a entrare. Tuttavia poi alla fine molti di questi studenti sono poi rimasti insieme a noi e da là ci siamo diretti insieme al presidio, al Varco 4 del porto. E, comunque nelle prossime settimane sicuramente il nostro ruolo come organizzazione studentesca sarà un po' quello di captare le esigenze degli studenti, anche notata la ingente partecipazione della componente studentesca alla manifestazione, e quindi quella di dare voce a questi studenti che chiedono che il tema palestinese venga trattato all'interno e anche al di fuori delle scuole, per insomma appunto sensibilizzare, trattare e portare avanti le nostre istanze per quanto riguarda la Palestina. Il tema della Palestina sarà il tema portante delle rivendicazioni studentesche dell'autunno-inverno, il tema principale, uno dei tanti, o ce ne sono degli altri ancora più importanti riguardo appunto a Trieste, Rete Studenti Medi Trieste? Beh, sicuramente la Palestina sarà uno dei temi, diciamo, principali di quest'autunno, un autunno che non solo a Trieste ma a livello nazionale si baserà anche per esempio sulle nuove linee guida ministeriali, con una giornata di mobilitazione il 18 ottobre, non solo a Trieste ma anche per esempio a Roma con un grande corteo nazionale, e poi ci sarà tutto un percorso in vista della giornata dello studente il 17 novembre, cui data mobilitativa sarà il 14 novembre, in cui sarà importante portare sia le nostre istanze studentesche riguardanti la Palestina, ma anche tutte le problematiche che in realtà non sono nuove, che noi studenti abbiamo all'interno delle nostre scuole, la questione dell'edilizia, dello psicologo scolastico, del caro scuole libri, i trasporti e via dicendo. Enrico, riguardo gli scontri che ci sono stati ieri anche a Trieste, come in altre parti d'Italia, vanno a inficiare il successo del corteo oppure no? Ma sicuramente dal punto di vista mediatico, inutile che ce la cantiamo, possono andare a rovinare un po' in generale quelle che possono essere stati un po' l'esperienza in generale di queste manifestazioni, perché alla fine se noi apriamo i quotidiani di oggi, a parte il Fatto Quotidiano che ha titolato, che ha fatto un bel titolo, ma per il resto sono titoli dove alla fine si mettono in evidenza quelle poche decine, poche centinaia di persone che effettivamente hanno fatto casino, per dirla in modo franco, anziché andare a riportare di queste decine di migliaia di persone che invece sono scese in piazza e hanno scioperato proprio per la causa palestinese. Quindi è ovvio che dal punto di vista mediatico questa cosa sicuramente non giova, però è anche vero che per fortuna la percentuale di persone che effettivamente fa casino in queste manifestazioni alla fine è bassa rispetto al totale dei manifestanti,
motivo per cui penso che sia ancora più importante adesso continuare questa battaglia e questa anche campagna che di fatto è di sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza sul tema palestinese, appunto per cercare di continuare a porre attenzione su questo e anche sulla Global Summit Flottiglia che pian piano si sta avvicinando a Gaza. C'è interesse dei giovani giovanissimi per parlare dei studenti medi? Oddio, diciamo che gli studenti nella provincia di Trieste sono più di 8.500, quindi relativamente è molto difficile captarli tutti. E devo essere sincero, noi abbiamo fatto la nostra prima assemblea pubblica dell'anno qualche giorno fa, a cui ha partecipato un numero record, diciamo, in base alle il nostro passato, alla nostra esperienza. E io confido che portando la questione palestinese più centrale riguardo alle nostre azioni, alle nostre discussioni, sono abbastanza fiducioso che riusciremo insomma, espanderci e coinvolgere più studenti rispetto ad adesso, insomma. Quindi c'è interesse dei studenti verso la vostra realtà? Sì, secondo me è anche causato da un malcontento della nostra generazione per quanto riguarda il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. E io credo un po' come che la questione palestinese e il fatto che appunto ci sia tutta la questione della Global Summit Flottiglia e dell'invasione, dell'assedio di Gaza City abbia un po' fatto scattare la miccia all'interno di molti studenti a cui è stata data la spinta per mobilitarsi non solo sulla causa palestinese, ma si spera anche su insomma, la propria quotidianità. Enrico, parlavamo prima, no, di come i partiti possono riuscire a captare tutti questi giovani presenti. È così difficile? E così sarà così difficile? Diciamo che sicuramente non è facile in generale per i motivi che abbiamo anche appena detto, ovvero in generale che non c'è più neanche questa tendenza dei giovani ad interessarsi in generale, parlo proprio in generale di tematiche politiche. Detto ciò, appunto, grazie alla questione palestinese forse è un po' più facile. Rimane comunque una cosa difficile, la cosa che è importante da fare è continuare ad avere una presenza sul territorio capillare, cercare appunto di recepire al di là della questione palestinese anche le istanze appunto che vogliono portare avanti i giovani e su cui i giovani effettivamente si interessano anche nel lato pratico nella vita di tutti i giorni e quindi chiaramente non è facile ma è un lavoro che sicuramente almeno a noi entusiasma, a noi del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto è un lavoro che, come dicevo anche prima, è utile alla democrazia, poi al di là, vabbè, ovvio, è utile anche noi al Movimento 5 Stelle perché così siamo in di più, possiamo contare di più, poi abbiamo a disposizione più forze e quant'altro, però chiaramente al primo posto deve esserci l'interesse nostro del Movimento 5 Stelle, di noi come ruolo di forza politica, a metterci a disposizione della nostra generazione, dico di fatto della nostra generazione, e appunto anche degli studenti che siano universitari o delle scuole superiori. Quindi il primo passo lo dobbiamo comunque, secondo me, fare noi come forza politica, come Movimento 5 Stelle, e poi chiaramente dovremo anche essere chiaramente anche noi in grado di farlo, e poi vedremo se gli studenti o in generale i giovani saranno interessati dalla nostra realtà, chiaramente. Ma Samuel, i giovani si sentono ascoltati dagli adulti o no? No. No, secondo me appunto c'è proprio un grande disinteresse da parte di chi sta all'interno dei luoghi del potere che di fatto, è inutile nascondercelo, è dove effettivamente possono cambiare le cose e insomma io personalmente noto da destra a sinistra in tutti gli schieramenti politici una certa mancanza nell'ascolto degli studenti e dei giovani in generale. E, insomma, poi è chiaro che ci sono delle eccezioni che assolutamente diciamo,
non dico lodate, dico apprezzate, però dal mio punto di vista da parte della politica c'è una grande mancanza nell'ascolto dei giovani e anche per quanto riguarda insomma per esempio l'età media alta degli amministratori e dei politici, delle persone che effettivamente stanno all'interno dei consigli comunali, regionali e del Parlamento italiano, che di fatto è sarebbe un po' difficile far sì che queste persone possano davvero rappresentare gli interessi dei giovani. Cioè io credo che solo i giovani possano effettivamente rappresentare realmente gli interessi dei propri coetanei. Quindi servirebbero anche maggiori giovani e giovanissimi nella dirigenza politica nazionale, anche proprio nell'esecutiva. Sì, io devo essere sincero, sarà una proposta un pochino radicale, ma sono abbastanza favorevole alla quota generazionale, un po' come c'è la quota rosa. Secondo me è importante che si stabiliscano delle regole per cui i giovani siano effettivamente rappresentati all'interno delle rappresentanze, all'interno dei partiti, ma anche all'interno di tutti quegli organi istituzionali che effettivamente le leggi le fanno. Beh, non possiamo fare un commento e anche rispondere a Enrico sulle critiche, tra virgolette, mosse alla classe politica da Samuel. No, io penso che sia assolutamente legittimo e anzi, io, e al di là del mio ruolo politico che ho comunque di fatto, a parte che ero sono studente delle scuole superiori fino a pochi anni fa, ma tuttora sono studente delle università ed è vero in generale che la classe politica trasversalmente a destra e a sinistra fa difficoltà a recepire le istanze dei giovani e soprattutto a mettersi a disposizione delle istanze a disposizione dei giovani, anche perché spesso, e questo faccio un commento di autocritica proprio in generale, come giovani che fanno politica, si tende un po' a imitare, no? Gli adulti che fanno politica e quindi a sviluppare un tipo di comunicazione che alla fine va un po' va indirizzata a un tipo di elettorato che alla fine è quello che maggiormente va a votare, che è quello degli anziani, motivo per cui alla fine io penso che anche i giovani che fanno politica debbano iniziare anche loro a cambiare un po' approccio per appunto cercare di coinvolgere a loro volta i giovani. Detto ciò, io ritengo anche che come forza politica del Movimento 5 Stelle, ma penso in primis a un deputato che io stimo molto, il nostro Antonio Caso, che lui va ogni anno praticamente ai congressi dei sindacati studenteschi, non solo degli studenti medi, ma anche dell'Unione degli Universitari e di altre liste universitarie a livello nazionale. E penso che le istanze dei giovani noi, almeno a livello nazionale, proviamo a portarle avanti anche con un dialogo con i giovani. Detto ciò, io mi rendo anche conto che secondo me comunque non è mai abbastanza, perché è evidente a tutti che i giovani di fatto sono disinteressati alla politica e come ha detto Samuel, i giovani non fanno parte neanche delle istituzioni e delle assemblee elettive e questo chiaramente è un problema perché se noi ci ritroviamo, facciamo l'esempio del Parlamento, un Parlamento che è 80% formato da over 60, a me viene difficile pensare che questo Parlamento composto da over 60 possa effettivamente decidere per il bene dei giovani, delle nuove generazioni e anche con una visione a lungo termine, perché molto spesso in realtà le azioni politiche vengono fatte un po' su tutti i livelli amministrativi, sono un po' rivolte alle elezioni che verranno dopo, se va bene, 5 anni, ma se ne ho anche meno. Quindi chiaramente io condivido anche questa visione di una necessità di una maggiore presenza dei giovani effettivamente nelle assemblee elettive, ma anche a livello locale assolutamente. Io non ritengo che attualmente, per esempio a Trieste, la partecipazione e anche dei giovani, al di là del Consiglio Comunale, ma proprio in generale nella politica del Comune di Trieste sia sufficiente. Per questo anche noi avanziamo da tempo la proposta di una consulta giovanile, ma proprio nell'ottica di cercare di coinvolgere maggiormente non solo le associazioni giovanili, ma anche quei giovani che magari perché disorientati o perché disinteressati non vogliono avere a che fare né con associazioni né con partiti politici, ma che vogliono mettersi a disposizione della loro città. Per concludere, Samuel, prossima iniziativa in cui vedrà protagonista la rete studenti medi. La prossima iniziativa sarà un'assemblea pubblica che faremo
questo venerdì, in cui si parlerà appunto proprio di Palestina, di ciò che sta succedendo, ma soprattutto di ciò che noi studenti possiamo fare, quindi discutere e programmare delle azioni studentesche che poi faremo e speriamo che andranno a buon fine nelle prossime settimane. Perfetto, benissimo. Ringraziamo per essere stati con noi Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, Samuel Postiglione, Rete Studenti Medi. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la Grazie a scuola voi. e per l'università e Grazie, noi ci vediamo domani sera per due o forse tre trasmissioni. Per cui buona serata a tutti, arrivederci.